Io penso che Giampaolo mi abbia invitato perché è più o meno 20 anni che mi occupo di fotovoltaico. Tanto perché ho la fortuna di essere padovano, e pochi sanno che Padova è stata un po' la Silicon Valley del fotovoltaico. Ci sono stati tempi in cui la Germania era leader, con qualche giga aveva installato, e il numero 2 al mondo eravamo noi. E la filiera della produzione delle celle si era proprio sviluppata intorno al padovano e al veronese. Io in questo momento ricopro la carica, sono amministratore delegato di una società che si chiama Gea Solar, pochi magari conoscono questo nome, però è il secondo gruppo più grande al mondo di moduli fotovoltaici. Considerate che al mondo un pannello su 4 dagli Stati Uniti alla Cina è nostro. Perché? La cosa interessante è che le aziende fotovoltaiche sono tante, ma sulle prime 6 ai posti diversi sono quasi tutti veneti, sono quasi tutte persone che venivano da Padova o da Verona, che adesso gestiscono gruppi grandi. Noi siamo sarà l'aria o il prosecco? Il prosecco sicuramente, ma proprio la capacità nostra veneta di inserirci, di fare, di stimolare, abbiamo veramente una marcia in più. Vi do un dato: quando ho iniziato io nel 2000 più o meno, che c'era il primo conto energia, noi vendevamo i pannelli a 5,5 euro al watt. Oggi siamo a 0,15 centesimi al watt. Pensate che diminuzione di prezzo clamorosa, no? Vi dico questo perché comunque a questi prezzi l'elettricità prodotta dal fotovoltaico è assolutamente la più bassa, anche più bassa del nucleare, più bassa del gas, più bassa del petrolio. Questo è un dato incontrovertibile. Il problema è come inserire queste tecnologie nei nostri territori, no? Io in questi 20 anni ho visto veramente tanti paesi, perché sono stato anche direttore dell'area EMEA, ho visto un sacco di paesi africani, il Medio Oriente, l'Asia, il Far East, il Giappone. Io vi posso dire che ogni paese, diciamo, si è organizzato nella sua policy, nelle sue legislazioni per il fotovoltaico, in base alla loro identità e alla loro cultura, no? C'è un passaggio che è anche legato a Forza Italia, che magari pochi ricordano. Nel 2004, quando ci fu la riforma del codice dei beni culturali, se ricordo bene il ministro era il ministro Urbani, nella sua introduzione iniziale si rifece a un piccolo saggio di un geografo francese, Gravier, che teorizzava Parigi e il deserto francese. A noi dei Parigi non ci interessa, ma lui disse anche un'altra cosa molto importante, che l'Italia è il paese delle 100 città e delle 100 periferie, io aggiungo anche delle 100 aree industriali. Quindi è chiaro che noi dobbiamo integrare il fotovoltaico con giudizio e con buon senso. Non abbiamo nessuna necessità di fare impianti fotovoltaici nella zona del prosecco. Molto meglio continuare a fare il prosecco e molto meglio utilizzare altre tecnologie, perché in realtà il territorio italiano è abbastanza vasto, avremo bisogno più o meno dello 0,1% del territorio per fare i nostri obiettivi europei, quindi non c'è nessuna, diciamo, necessità di spingere per andare a degradare delle aree che sono di eccellenza, soprattutto come quelle del Veneto. E vi do un dato, no? Ovviamente ci sono i presidenti delle confederazioni agricole che sono molto più ferrati di me, io l'agricoltura non sono particolarmente ferrato, però so una cosa, che più o meno ci sono 16 milioni di ettari in Italia di terreno fotovoltaico, di terreno, di cui un quarto più o meno abbandonato, più o meno ogni anno 120.000 ettari non vengono più coltivati. Non qui da noi, in altre parti. Qual è il punto? Utilizzando una piccola parte di quelli non utilizzati potremmo arrivare ai nostri standard. Però non è detto che dobbiamo utilizzare solo grandi impianti, no? I grandi impianti hanno il vantaggio ovviamente dell'utilità di scala, quindi diciamo che l'elettricità prodotta da un grande impianto, il Large Scale Solar Project, quelli superiori ai 20 mega famosi, l'elettricità costa circa la metà, ma questi tipi di impianti non si inseriscono bene nel nostro territorio, quindi possiamo farli in aree molto meno appreciate. Allora, il ministro Urbani, proprio quando ha fatto la riforma del codice dei beni culturali, ha modificato la vincolistica per fare in modo che sia proattiva, per fare in modo che i territori possano decidere dove collocarli questi impianti, sostanzialmente. E per quanto riguarda me, per quanto riguarda le colline del Prosecco, che adoro perché frequento anche con i relatori di questo tavolo, secondo me è molto più efficace fare delle installazioni diffuse. Perché? Perché il nostro territorio è un museo diffuso, ogni chilometro abbiamo qualcosa di bello, di importante, che ha un valore identitario della nostra comunità. Quindi la cosa migliore è
sviluppare questi impianti all'interno di queste comunità. E qua ci viene in aiuto il decreto del ministro Pichetto Frattini qualche giorno fa, perché ha ricevuto il Green Light dall'Unione Europea per utilizzare le comunità energetiche che, a mio giudizio, per questo territorio importante, sono lo strumento ideale. Proprio perché il Veneto, rispetto ad altre regioni, che le altre non le abbia, ha un sistema identitario sociale forte. Vedete qua come le varie associazioni di categoria, le istituzioni, privati, gli imprenditori operano, quindi sembra quasi scritta proprio per il nostro territorio, perché abbiamo la capacità di metterci insieme. E quindi se c'è comunità e business, anche la comunità energetica funzionerà, perché saremo in grado di dialogare tra di noi, scambiarci questa elettricità e portare dei vantaggi non indifferenti. Quindi, senti Matteo, ma se io ho una realtà agricola, mi conviene metterlo sul tetto del mio capannone, perché a terra abbiamo detto non lo mettiamo, ma sul tetto del capannone, visto che i prezzi sono abbassati, ci conviene metterlo? Assolutamente sì, come diceva il mio collega, lui diceva adesso l'agricoltura va innovandosi, quindi consuma più elettricità perché ci saranno tutta una serie di nuove tecnologie che si vanno a utilizzare, senza andare a modificare troppo il nostro paesaggio, possiamo usare tutte le coperture, oggi ripeto il fotovoltaico costa pochissimo, però per andare ad ovviare anche a quelle problematiche legate ai cambiamenti climatici, la grandine, la siccità, valutare impianti piccoli agrovoltaici sotto il mega che rientrano comunque nella categoria delle comunità energetiche può essere molto positivo, perché probabilmente alcuni terreni, alcune culture possono essere protette da questi pannelli. L'agrovoltaico sono delle strutture che vengono installate a quasi 3 metri d'altezza, ma nel decreto è ben specificato che ci devono essere delle tecnologie atte al controllo capillare della cultura, quindi microirrigazione, diciamo distribuzione di prodotti che servono alle culture in maniera mirata, senza andare a consumarne troppa, e soprattutto a monitorare con i dati come stanno andando queste culture, la temperatura, l'umidità, tutta una serie di set di dati che possono incrementare la produzione. Infatti i dati scientifici in Francia, in Germania abbiamo visto che per determinate culture c'è un aumento molto importante proprio di quello che si va a raccogliere alla fine.